Buona domenica a tutti. Il Salmo 100, versetto 2 dice servite l'Eterno con letizia, un'altra versione dice servite l'Eterno con gioia. E mi auguro che ognuno di noi questa mattina sia presente qua per poter offrire un servizio al Signore attraverso la lode, attraverso poter comunicare con Lui attraverso la preghiera e allo stesso tempo il servizio di poter ascoltare la sua voce. Perciò mi auguro che tutti quanti noi siamo disposti a lasciare i nostri pensieri, le nostre preoccupazioni in questo momento per poter focalizzare tutto il nostro pensiero a quello che Dio vuole per noi questa mattina. Perciò dedichiamo questo momento al Signore attraverso la preghiera. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per il tuo amore, per la tua grazia, ti ringraziamo perché tu sei meraviglioso. E questa mattina qua, Signore, siamo insieme perché come Chiesa vogliamo offrirti un culto in spirito e verità. Ti chiediamo, Signore, che tutto quello che verrà fatto che possa onorare la tua persona e allo stesso tempo, Signore, ti chiediamo che possa essere di incoraggiamento, di sprono, di consolazione per le nostre vite. Chiediamo tutto questo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Questa mattina è una mattina meravigliosa, un sole meraviglioso. È il giorno che il Signore ci ha dato per lodare il suo nome. Amen. Allora io invito te di alzarti, di lodare il nome del Signore questa mattina, consegnare a Lui la tua vita e riconoscere questo amore meraviglioso che il Signore ha per noi, ha per voi, ha per la sua Chiesa, ha per tutto il suo popolo. Amen? Lodiamo il nome del Signore con gioia. Possiamo usare le nostre mani? Lodiamo il tuo nome, Signore. Como é precioso
Alleluia al tuo nome, Signore. Alleluia, perché noi siamo qui riuniti questa mattina e lodiamo il tuo nome, oh Padre, e ci ricordiamo della settimana, ci ricordiamo delle tue benedizioni, ci ricordiamo, Signore, che tu sei nelle nostre vite. Amen. Lodiamo il nome del Signore, ricordando sempre che il regno del Signore non è fatto di cibo e di bevande, ma è fatto della parola del Signore, è fatto di misericordia, è fatto di grazia, bontà. E di questo noi crediamo in te, Signore. E per questo noi siamo qui questa mattina. Ed è per questo che noi consegniamo questa lode, questa adorazione a te. Alza la tua mano al Signore. Nonostante mascherina ti dà fastidio, ma la tua mano è libera, il tuo corpo è libero. Tu puoi lodare il nome del Signore, celebrare il santo, santo, santo è il nome del Signore. Si aprono, le mani si alzano per dire che tu sei re, per dire che tu sei Signore, per dire che tu sei re. Per dire che tu sei il Signore. I regni traballano, si inclinano i popoli, le bocche si aprono, le mani si alzano. Alza la tua mano, Signore. Per dire che tu sei re. Solo tu, Signore. Per dire che tu sei Signore, per dire che tu sei Re, per dire che tu sei Signore. Tuo regno è sempre eterno, salve e misericordia, giustizia e bontà, uguaglianza e fedeltà. La tua Chiesa ti adora, Adora, Chiesa. la tua Chiesa ti adora. Tuo regno è sempre eterno, salve e misericordia, giustizia e bontà, uguaglianza e fedeltà. La tua Chiesa ti adora, la tua Chiesa ti adora. I regni traballano, si inchinano i popoli, le bocche si aprono, le mani si alzano per dire che tu sei Re, per dire che tu
proviamo solo la Chiesa. Tuo reino è sempre. Salve misericordia, giustizia e bontà, uguaglianza e fedeltà. Adora a Chiesa del Signore. Alleluia. La tua Chiesa ti adora. Il tuo reino è sempre eterno. Salve misericordia, giustizia e bontà, uguaglianza e fedeltà. La tua Chiesa ti adora. La tua Chiesa ti adora. Alleluia. E noi vogliamo fare la tua volontà, Signore, così in cielo come in terra.
chiesa. Dov'è la chiesa? Venga il tuo regno, Signore, così in cielo come in terra, Padre. Ancora? Venga il tuo regno. Venga il tuo regno, Signore. Venga il tuo regno. Venga il tuo regno. Venga il tuo regno. Solo tuo è il regno, tuo la potenza, tua è la gloria per sempre. Amen. Tuo è il regno, tua la potenza, tua è la gloria per sempre. Alleluia al tuo nome, Signore, tuo è il regno. Alleluia. Potete sedervi. È bello poter riconoscere che suo è il regno, suo è la potenza e sua è la gloria. E questa mattina è bello poter essere qua in comunione. Porto i saluti dei fratelli di Verona. Preghiamo di pregare. Prossima settimana avremo un battesimo, ok? Lo faremo nella sala perché questa volta non ci siamo riusciti a motivo del Covid di farlo tutti insieme. Perciò vi chiedo di pregare. Licia si battezza la prossima settimana, bellissima storia nel Signore, e che possa essere un momento di comunione e anche di proclamazione del Vangelo, perciò contiamo con le vostre preghiere. Il tema di questa mattina è molto interessante, no? Perché crescere o non crescere? That's the question, dicono gli americani, no? Ecco la domanda, crescere o non crescere? Noi siamo abituati a vedere, a riconoscere le crescite o no? Cioè, per esempio, quando non vedete un bambino da un po' di tempo, magari un parente, il figlio di un amico, no? Dopo un po' di tempo lo vedete, wow, quanto sei cresciuto, no? Anche durante il periodo del Covid, vi ricordate? Cioè, vedere le persone dopo il Covid, molti sono cresciuti o no? In larghezza, non in altezza, però in larghezza. Crescere, secondo quello che ci dice il vocabolario, praticamente è qualcosa di molto interessante, perché il vocabolario dice aumentare progressivamente di proporzione, statura, peso, per naturale e graduale sviluppo. Per naturale e graduale sviluppo. Quando noi vogliamo capire quanto si cresce o quanto difficile è crescere, a volte basta parlare con un adolescente, perché loro ti dicono chiaramente cosa secondo loro è la crescita. E così domandavo a un ragazzo mi rispondeva così. Pastore, non siamo, gli adolescenti stanno parlando, no? Dice, no, non siamo più bambini, ma non siamo ancora adulti. Crescere non è facile e qualche volta abbiamo paura di non riuscire a superare questo difficile periodo. L'immaturità è l'età in cui affrontare la difficoltà e a volte l'impossibilità di comunicare. Non riusciamo a confidare le nostre paure, le nostre indecisioni, le nostre insicurezze ai nostri genitori per primo e poi andando avanti, crescendo, non riusciamo a condividerlo con nessuno.
perché crescere veramente è doloroso e non sempre riusciamo a capire quanto stiamo crescendo. Veramente mi ha fatto molto tenerezza sentire questa frase, perché veramente per alcuni c'è la crescita è qualcosa non tanto di piacevole quanto di drammatico. Una volta mi hanno domandato alla fine di un culto: pastore, se cresco divento grande? Se diventerò grande sarò autonomo? E se sarò autonomo me la saprò cavare? E se me la saprò cavare, alla fine sarò felice? Credo che tutte queste domande noi ce le abbiamo in una parte del nostro cuore e non necessariamente a volte diamo le risposte a tutto questo. A volte noi viviamo, ma non vuol dire che perché viviamo noi cresciamo. Infatti ogni adulto sa che non sarà facile, che ci saranno battaglie da affrontare, sconfitte da subire, ferite da riparare, intoppi, cadute, giorni di vuoto e di disorientamento, e poi anche naturalmente ci saranno prove superate, inseguimenti acquisiti, momenti di rara e intensa e giorni di felicità. Crescere dovrebbe essere qualcosa di naturale e graduale, diceva il vocabolario. Dovrebbe essere qualcosa di spontaneo. Ma io mi domando, tutto quello che è così nel mondo fisico, materiale, è anche così nella vita spirituale? Cresciamo automaticamente in modo naturale e graduale? Perché noi siamo un pochino abituati a vedere un seme che poi diventa pianta e che poi porta frutto. Siamo abituati a vedere un neonato che diventa bambino, da bambino si trasforma in adolescente, adolescente giovane, giovane adulto, per arrivare ad essere anziano. Ma è così spontaneo e graduale nella vita spirituale? Forse sì, forse no. In Ebrei capitolo 5, versetto 12 dice: infatti mentre a quest'ora dovreste essere maestri, avete di nuovo bisogno che vi insegnino i primi elementi degli oracoli di Dio. E siete giunti al punto di aver bisogno di latte e non di cibo solido. Se continuiamo nel versetto 13 dice: chiunque infatti usa il latte non ha esperienza nella parola di giustizia, perché è ancora un bambino. In 1 Corinzi capitolo 3, versetto 2 al 4 dirà: vi ho nutrito di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo, anzi non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Infatti, dato che ci sono fra di voi gelosie e contese, non siete forse carnali? E non vi comportate secondo la natura umana? Quando uno dice io sono di Paolo o un altro dice io sono d'Apollo, non siete forse carnali? Vedere un bambino che si lamenta, che fa capricci, che fa l'opposto di quello che le viene detto, no, che disubbidisce, che si comporta male, lo vediamo, ma come giustifichiamo tutto questo? Sono bambini, giusto? Questa è la maniera in cui noi giustifichiamo tutte le cose. Però quando noi ci troviamo con persone che si lamentano, che litigano, che fanno capricci spirituali, dovremmo pure dire sono bambini spirituali? Una volta parlavo con una signora, 40 anni nella chiesa, e allora lei mi ha detto: pastore, io non lo so perché. Avete visto quando ci sono quelle persone che sono pettegole, che trovano sempre l'errore, che non gli sta mai bene niente, che non fanno niente in chiesa, però criticano quelli che fanno? Beh, lei era una di queste, no? Allora lei mi ha detto: pastore, io non lo so perché mi succedono queste cose, è più forte di me. Avete sentito questa frase, no? È più forte di me. E questa frase io la odio profondamente.
Eppure sono 40 anni che io sono in chiesa. E io sono molto matura spiritualmente. Ma sei sicura? Ma sei proprio sicura? E lei mi ha detto, ma cosa vuol dire? Sono stato 40 anni in chiesa. È ovvio. Tu sei invecchiata spiritualmente, ma non vuol dire che sei maturata. Perché la maturità è quella che ti aiuta a discernere il bene e il male, a scegliere tra ciò che è buono e ciò che è meglio, che ti aiuta ad affrontare le difficoltà della mano del Signore e ad avere la pazienza con i credenti che sono intorno. Perché non lo so se qua capita, però non sempre siamo circondati da credenti perfetti. E non siamo circondati da credenti perfetti per il solo fatto che neanch'io sono perfetto. Paolo diceva il bene e il male che non vorrei fare, quello faccio, mentre che il male che non vorrei fare, proprio quello faccio. E Paolo stesso disse, io non dico che l'ho raggiunto, ma proseguo il corso verso la meta. Perciò praticamente crescere spiritualmente è un fatto che non capita. Non è un naturale e graduale, è il frutto della mia volontà. È lì che io sto decidendo se voglio crescere spiritualmente o non voglio crescere spiritualmente. Ovviamente lo Spirito Santo vorrà che noi andiamo avanti. La mia vita spirituale sa che deve essere nutrita. O ditemi, noi non sappiamo che tutti i giorni, in una maniera o in un'altra, dovremo essere nutriti dalla parola di Dio, o no? Prima Pietro 2,2 dice, appetite il puro latte spirituale, onde per esso cresciate. Lo sappiamo questo, sì o no? Certo che lo sappiamo, ma la domanda mia questa mattina è non mi rispondete, ok? Lo facciamo tutti i giorni? Eppure lo sappiamo, o no? Sappiamo che la preghiera è quell'arma che ci aiuta ad affrontare qualunque difficoltà, che Dio ci risponderà secondo la sua volontà, che Dio farà delle cose che andranno al di là di quello che speriamo e al di là di quello che noi pensiamo, sì o no? Quando noi abbiamo un problema non è opportuno andare dal Signore in preghiera ed essere incoraggiati, aiutati dai fratelli in chiesa per poter pregare, o no? E io mi domando, se questo lo sappiamo, come mai la riunione di preghiera è quella meno frequentata di tutte le altre riunioni? Eppure riconosciamo che è importante, o no? Perché? Come abbiamo iniziato il culto questa mattina, il Salmo 100 dice servite l'Eterno con gioia, con letizia. E lo sappiamo che è meraviglioso, perché se tu hai servito, dopo che hai servito sicuramente c'è una grandissima gioia di aver fatto qualcosa per Dio e di essere un contributo per i fratelli, o no? Ma perché quando mi chiedono qualcosa da fare in chiesa, cerco in primis di svignarmela se è possibile? Trovando giustificazione tipo non è il mio dono, oppure non me la sento, oppure è più forte di me. Certo che è più forte di te, perché tutto dipende come alimenti il tuo io. Perché se noi alimentiamo il mio io con la parola di Dio, con la preghiera, con il servizio, con la comunione fraterna, è ovvio che più forte di te sarà quello di servire, o no? Il Signore stesso disse, io non sono venuto per essere servito, ma per servire. Perciò lì il più forte di me, chi sarà? Il Signore. Però se io non alimento la mia vita spirituale mettendo tutte le scuse probabili, perché adesso stiamo per iniziare la scuola dei bambini e quello ti riempie un sacco di tempo, no? E portare il bambino a calcio, e portarlo a violino, e portarlo alla scuola, e trovare il lavoro, e pulire la casa, e il marito che non aiuta, o il marito aiuta, tutti aiutano? Ma il marito è stanco perché il marito lavora, o no? Cara, io lavoro, ok? E io cosa faccio, dice lei, no? Però tutti quanti noi corriamo. La cosa bella è che Dio ci ha dato a tutti quanti 24 ore. E in quelle 24 ore deve entrare tutto.
Ma hai visto quando sei stanco, angosciato, preoccupato e le tue reazioni sono negative anche nelle minime cose? È per il solo fatto che stai invecchiando, ma non ne stai maturando. E per poter maturare ci devi mettere parola di Dio, preghiera, servizio, comunione fraterna. E lì ti arriverà il salmista dicendo: io prendo piacere nel fare la volontà di Dio. A volte non è tanto piacevole fare la volontà di Dio perché devo lottare con il mio calendario e la mia agenda. Ma se io veramente nutro questo nuovo uomo che è arrivato a me il giorno della salvezza, il vecchio uomo perderà le forze. E nel momento della tentazione e della prova io sarò più che vincitore in virtù di colui che mi ha amato. Perciò crescere o non crescere è una mia scelta. Dio mi dà tutte le risorse. Io devo sapere se le voglio adoperare o no. Ok? A noi ci piacciono i risultati veloci, o no? Noi vogliamo piantare il seme di pomodoro la mattina e la sera vogliamo già fare l'insalata, o no? Cioè, noi siamo così. Quando vediamo la gente in chiesa, no? E voi vedete questi programmi di TV e ti dicono: perdi 40 kg in 2 giorni. Chiediamo noi la ricetta. Dimmi cosa devo fare. I risultati velocemente possono arrivare, velocemente si possono perdere. Maturità invece è andare avanti in modo graduale, spontaneo, però allo stesso tempo non tornando mai indietro. Non tornare mai indietro. Penso che la parola di Dio è molto molto forte in quest'area, perché se io non voglio essere un bambino in Cristo, il Salmo 90, nel versetto 12, mi dice: insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni in modo tale da avere un cuore saggio. A contare bene. Sappiamo contare? Io penso che non ci sia nessuno, neanche un bambino qua in questa sala, che non sappia contare bene. Se io gli dico a un bambino, per esempio: qua ci sono 500 euro, invece gli ho dato 300, pensate che se ne renderebbe conto? E noi siamo sì, così o no? I mariti sanno contare bene o no? Se io ai mariti prendo uno così a casa e gli dico: quanti anni di matrimonio hai? E la moglie sta lì che guarda. 26. E lei ti risponderà 26 e mezzo. Noi sappiamo contare. Il problema è che a volte non contiamo bene spiritualmente. Come contare 40 anni di vita cristiana e dovendo già essere al cibo più solido spiritualmente, dovendo già essere maestri, gli atteggiamenti dimostrano che sono ancora nel latte di un bambino spirituale. Pastore, che consiglio ci dà la parola di Dio per maturare spiritualmente? Penso che Paolo è stato una delle persone che ha contato bene i suoi giorni. Infatti lui riesce a dire una cosa stupenda. Nel libro di Seconda Timoteo capitolo 4, nel versetto 7 e 8 dice: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. C'era qualche rimpianto in questo brano di Paolo? Era arrivato alla fine dei suoi corsi e sottolinea che aveva fatto tutto. C'era qualcosa per cui si può capire che non era maturato? Penso proprio di no. Io mi auguro che ognuno di noi possa finire i nostri giorni in questa maniera. Non dipende dalla Chiesa, non dipende dalla tua famiglia, non dipende dalle tue circostanze,
dipende dalla tua scelta. Perché più di una volta a Paolo hanno detto non fare questo, non fare questo, lascia perdere questo, e lui sapeva che era dal Signore che lui doveva fare quello, e per quello arriva a scrivere questa cosa. E lui scrive un versetto che sarà la chiave per noi questa mattina nel libro di Filippesi, capitolo 4, libro di Filippesi, capitolo 4. Se voi avete la Bibbia, prendetela, se non ce l'hai, condividi con la persona che ti è vicino. Nel versetto 9, Filippesi capitolo 4, ci troviamo in una epistola che Paolo ha scritto dalla prigione, sotto l'ombrello rallegratevi del continuo nel Signore, ripeto, rallegratevi. E lui nel versetto 9 dice, le cose che avete imparate, ricevute, udite e viste in me, fatele. E il Dio della pace sarà con voi. A quanti di noi piace la pace? 2, 3, no, non tutti perché non alzano la mano. Ecco, perché la pace è il benessere dell'anima. Ricordatevi che noi abbiamo fatto la pace con Dio il giorno in cui noi abbiamo conosciuto il suo perdono, perché prima noi eravamo nemici di Dio, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Quel giorno noi abbiamo avuto la pace, abbiamo fatto la pace con Dio. Però avere la pace da Dio è qualcosa completamente diversa. Io ho fatto la pace con Dio, non sono più in guerra con Dio, ma per poter avere la pace da Dio, io devo fare la sua volontà. Avete notato che quando noi pecchiamo, disubbidiamo, facciamo qualcosa che a Dio non piace, una delle cose che noi perdiamo è la pace, perché non siamo più in serenità. Ecco che noi dobbiamo confessare al Signore quello che abbiamo fatto e Lui ristabilisce il rapporto, ovviamente. Però a questo punto io voglio vivere la pace e Paolo mi sta dando i consigli precisi. E la prima cosa che dice Paolo, dice le cose che avete imparate. Cercherò di andare velocemente perché andremo parola per parola. Allora, le cose che avete imparate. Sapete, questa parola in greco è molto interessante, perché è la parola mantanao. Mantanao non ci dice molto, però quando noi prendiamo questa parola nel suo significato puro, significa prendere una teoria, fare la disciplina quotidiana per metterla in pratica. Ok? Vuol dire che io prendo una teoria, per esempio la teoria perdonatevi gli uni gli altri come io ho perdonato voi. È una bella teoria questa, sì o no? La domanda è facile perdonare? Non è facile perdonare. E che cosa ci vuole lì? La disciplina, perché non è facile. Quando Pietro domanda al Signore quante volte devo perdonare, lui dice 7 volte, gli sembrava un sacco a Pietro. E il Signore lo distrugge, le dice 7? 70 volte 7. Quando noi dobbiamo perdonare il nostro marito, nostra moglie, è facile. Parlo di marito e moglie perché è qualcosa che si verifica tutti i giorni, o no? E lì bisogna prendere la disciplina. La disciplina che cosa è? Quando noi vediamo gli atleti, no? A noi ci piace sentire, Messi, 50 milioni di euro nel suo contratto. Oh. Non sono informato. Certo, per un brasiliano non hanno pagato quella quantità, vero? Ecco, bravo. Allora, quando noi ci troviamo in quelle cose, noi vogliamo vedere il risultato, o no? Cioè, nessuno si ricorda quando Messi era un fanciullo piccolino che tutti gli dicevano che non ce l'avrebbe mai fatto perché non aveva il fisico, perché non aveva niente veramente. E lui comunque andava lì, si metteva, voleva giocare e faceva gli allenamenti fuori perché non era nella squadra e tutto quello che cosa è? Disciplina. E la decisione di farlo continuamente.
Cosa mi dice il Signore? Perché sono convinto che non è facile perdonare. Prima cosa mi devo ricordare che sono stato perdonato per primo. La seconda cosa che mi devo ricordare è che è la volontà di Dio. Ma non è giusto, pastore! Certo che non è giusto, perché mi domando, era giusto che Cristo fosse andato sulla croce quando non aveva nessuna colpa? Però lui fece la cosa giusta. E se lui non l'avesse fatto, noi oggi non saremmo qui a celebrare la salvezza in Cristo Gesù. Perciò, ciò che avete ricevuto, cioè tutto quello che avete ricevuto, che cos'è? Perché le cose le avete imparate, cioè adesso lo dovete rendere pratico. Quello che sapete, come dicevo all'inizio, noi sappiamo le cose. Qual è il problema nella vita cristiana? Non è quello che so più di una volta, è cosa faccio con quello che so, la disciplina di farlo. Ma dice le cose che avete ricevute. Questa è la prossima parola. Questa parola è bellissima anche nel greco, oggi siamo con queste parole particolari. È la parola paralambano. Certo, a noi non ci dice niente il greco, ma il suo significato è grande. Paralambano è stupendo, perché dice le cose che avete ricevute. È come se fosse che io prendo una cosa, ma mi prendo la responsabilità di darla ai destinatari. Questa è l'idea. Diciamo che in questa mattina, non lo so, un fratello riceve 100 pasticcini da regalare all'assemblea, ok? Lui le riceve, deve prendere una decisione. Le porto a destinazione? Le tengo per me e la mia famiglia? Le mangio con il condominio e evangelizzo con i pasticcini? Perché noi giustifichiamo tutto qua, Oppure le porto a destinazione? Qual è la risposta giusta? Oppure dici me la mangio da sola in macchina tutti e 100? Praticamente la parola lì, ricevuto, non è qualcosa che deve rimanere in me, ha una destinazione e io ho la responsabilità che arrivi a destinazione. Ok? Adesso io vi faccio una domanda e rispondete con la mano alzata, non è da vergognarsi questo, ok? Quanti di voi siete questa mattina qui perché avete conosciuto il Vangelo perché una persona l'ha condiviso con voi? Quanti di voi siete stati battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo? Okay. Quanti di voi almeno una volta nella vita siete stati esortati da un credente, cioè vi hanno incoraggiato quando eravate sconsolati oppure vi hanno sottolineato un errore, un peccato quando si stava comportando male davanti al Signore? Ok. Ultima. Quanti di voi avete visto persone, almeno una persona nella vostra vita che sia stato un buon esempio spiritualmente parlando? Ok. Vediamo quello che dice Matteo capitolo 28, versetto 19 e 20. Andate dunque e fate i miei discepoli, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Noi, tutti voi che avete alzato la mano, vi siete trovati con persone che avevano ricevuto dal Signore.
E che cosa avevano fatto? Si sono prese la responsabilità di darlo a noi. Se noi non ci presentiamo, non ci prendiamo la stessa responsabilità, magari fra 10 anni in questa chiesa non ci sarà nessuno, perché non ci siamo presi la responsabilità di trasmettere agli altri ciò che noi abbiamo ricevuto. Non pensate che quello è responsabilità solo del pastore, dell'anziano, del diacono o di chi ha dono. Perché Matteo 28, versetto 19 e 20 è stato scritto per tutti i credenti ed è la nostra responsabilità. Perciò Filippesi capitolo 4, versetto 9 dice: le cose che avete imparate, cioè che le avete ricevute come teoria, ma avete la disciplina di metterle in pratica. E le cose che avete ricevute, cioè avete preso la responsabilità, che non rimanga in voi, ma che la dovete trasmettere agli altri. E qual è la prossima parola che usa? Quello che avete imparato, quello che avete ricevute. Le parole che? Qual è la parola? Cioè, questa sala non mi dà l'acustica giusta. Udite le cose che avete udite. Dice così? Allora, vediamo se sappiamo leggere, ok? Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me. Udire. È molto interessante questo verbo, no? A Verona ce l'ho 2 maestre nella sala. E sempre mi piace giocare con loro un po' con le parole. E allora io ho domandato la settimana scorsa a queste 2 sorelle: voi preferite che i vostri allievi a scuola vi ascoltino o udano? Quanti preferite che ascoltino? Ok. Quanti preferiscono udire? E gli altri? Gli altri non dicono niente. Gli astenuti non stanno vedendo, li ascoltando. È molto interessante, c'è un'enorme differenza tra udire e ascoltare. Io quando ero nel seminario, certo logicamente 7 ore di studio al giorno, capito, lezioni 7 ore, erano tanti. Dopo c'erano compiti, una marea di roba, no? Però io avevo un compagno di seminario che lui non studiava mai. Allora lui cosa faceva? Praticamente seguiva tutte le lezioni, tutte le 7 ore, la prima come se fosse la settima come se fosse la prima, e dopo affrontava gli esami sempre 30 lode. Mamma mia. Io studiavo come un disperato, a volte 29, 28, cioè 30 lode li vedevo, sì, però non così assiduo come lui. E le ho domandato: qual è la tua ricetta? No? Come quella di perdere 40 kg in 2 giorni. E lui mi ha detto: perché io odo le lezioni. E ho detto, anch'io odo le lezioni, cioè, siamo stati tutti e 2 insieme, certo che le odo. No, tu li ascolti, non le odi. Perché quando uno ode non si dimentica. Quando uno ascolta si può dimenticare anche velocemente. Sicuramente che da questo pulpito, quante sono le cose che avete udito? Se tutte quelle cose che avete udito fossero realtà nella vita cristiana di ognuno di noi, in questa chiesa sarebbe un paradiso sulla terra.
Però a volte ci sono incomprensioni, divisioni, problemi, o no? Perché Satana fa anche la sua parte e noi glielo permettiamo, ok? Il problema è che noi ascoltiamo più delle volte. E questo messaggio che sta facendo il pastore Mario questa mattina, probabilmente già mercoledì sarà tutto dimenticato per alcuni. Però noi dobbiamo prendere una decisione, è quello che Paolo sta dicendo. Le cose che avete imparato, le cose che avete ricevuto, le cose che avete udito. E poi che cosa dice? No? Viste in me. Domanda, Paolo era perfetto secondo voi? Non ha mai risposto male a nessuno? Più di uno. È rimasto un po' così scombusolato quando lo rispondeva. Però lui arriva a dire, imparate da me. C'era un po' presuntuoso questo Paolo, no? Imparate da me. Per il versetto continua dicendo, in ciò che io imito Cristo. Ognuno di noi siamo un esempio. Possiamo essere un esempio positivo o negativo. Tutto dipende di quanto noi seguiamo Cristo. Ricordate, in Antiochia era la prima volta che i discepoli sono stati chiamati cristiani, cioè piccoli Cristo. Quanto è bello quando noi vediamo un figlio che imita il padre, o no? Il padre suona la chitarra, bravissimo, e il bambino anche lui prende, fa una grande porcheria, noi diciamo, tale padre, tale figlio. A volte è vero, perché il padre suona che fa schifo, anche quello succede. Però è bello dire, no, tale padre, tale figlio. Può dire Dio di noi, perché Dio è il nostro padre spirituale, o no? Tale padre, tale figlio. Ciò che avete visto in me. Wow. E che cosa devo fare con tutto questo, caro Paolo? Qual è la parola che usa prossima? Fatele! Qual è la parola in greco qua? Presso. È bellissima questa parola. Fatele. Che cosa vuol dire fatele? Se io per esempio gli dico a una sorella, fai il pranzo? Ci possono essere due atteggiamenti, no? Oh, che gioia! Preparo il pranzo. Chi lo fa con gioia fa 40 portate, giusto? Oppure chi lo fa senza gioia, cosa fa? Facciamo 2 uova al tegamino che si accontenti, mica siamo al ristorante qua. Ok? Tutto dipende dall'atteggiamento, come faccio le cose. Secondo voi, come fa le cose un bambino in Cristo? Lo fa per Dio o lo fa per gli uomini? Lo fa con gioia o lo fa per obbligo? La parola presso è molto interessante, sapete perché? Quando uno va all'università, per esempio fa giurisprudenza, dopo che fa giurisprudenza, che si è laureato, può esercitare? No. Deve fare quello che si chiama il praticantato, poi fai un ulteriore esame e quello ti rende libero da poter esercitare la professione. Succede lo stesso con i medici, o no? Dopo 6 anni, se va bene, di università, dopo di quello prendono la laurea, non possono esercitare fino a che non fanno il praticantato. Lo stesso succede con gli architetti, con i pedagoghi, un pochino con tutti, o no? Che cosa è il praticantato? È la parola presso in greco. Che cosa significa? Che tu sei
un avvocato, un dottore, però c'è il praticantato. Cioè sarai chiamato a fare qualcosa e ci sarà qualcuno che ti controllerà per vedere se quello che stai facendo lo stai facendo bene. Paolo diceva: tutto quello che avete imparato, quello che avete ricevuto, quello che avete udito, quello che avete visto in me, fate il praticantato. Ma chi è che controlla? Il pastore, l'anziano, il diacono? No, è Dio. Quando inizia il praticantato spirituale? È il giorno che mi converto. Quando conclude? È il giorno che vedrò a Cristo a faccia. E quel giorno magari Lui mi potrà dire: buon servo, sei stato fedele anche nelle minime cose. Perciò io mi auguro che in questa Chiesa non siamo invasi da bambini in Cristo, ma che abbiamo persone che sono mature, che mangiano del cibo solido nella fede. Così quando arrivano i neoconvertiti che sono nel latte, possano dire come Paolo: è ora di imparare e io ti insegno. È ora di ricevere. Prendi questo e prenditi la responsabilità di darlo agli altri. È ora di non ascoltare, ma di udire, perché non mi dimenticherò e vivrò quello che ascolto. Ricordatevi che la fede viene dall'udire e l'udire la parola di Dio. Ma non soltanto quello che avete udito, ma anche quello che questi neoconvertiti devono vedere in noi. Non siate ipocriti, che predicate una cosa e ne vivete un'altra. Vivete quello che predicate. E potrete dire come Paolo: siate imitatori di me, in ciò che io imito Cristo. Quello è il nostro praticantato. Quella è la nostra responsabilità. E la parola di Dio dice: affidate questo a uomini fedeli. Io mi auguro che questo messaggio questa mattina Dio l'abbia dato per uomini e donne fedeli. La parola fedele è bellissima, con questo concludiamo. Perché la parola fedele nei suoi significati nell'originale significa iniziare una cosa e portarla a termine. Quello è fedele. Venerdì scorso ho avuto il privilegio di unire in matrimonio mio nipote in Argentina. Cioè, dopo di questo ho fatto tutto. Ho celebrato il matrimonio via Zoom. È stato molto interessante. C'era anche il giudice di pace, ovviamente io stavo predicando, c'era la musica, cioè è una cosa molto simpatica. È stato simpatico anche che si sono dovuti dare il bacio con la mascherina, anche quella è stata simpaticissima. Però quando il giudice di pace domanda: promette di essere fedele fino al giorno della sua morte, non era soltanto non tradimento, promette di portare a termine questa unione. Io non ce l'ho con nessuno, non sto criticando nessuno questa mattina. Quello che sto dicendo è che noi molte cose le lasciamo a metà e siamo infedeli. Paolo mi dice: un infedele è la caratteristica di un bambino in Cristo. Una persona fedele è quella che porta a termine. Che cosa? Ciò che ha imparato, ciò che ha ricevuto, ciò che ha udito, ciò che ha visto e le fa. Che ognuno di noi possa dire: io voglio fare. Ma non soltanto io voglio fare, io lo faccio. Perché tra il volere
e il fare, c'è di mezzo il mare. Ok? Preghiamo. Signore, grazie per la tua grande bontà. Grazie perché hai dato a noi la responsabilità e la decisione di crescere o di non crescere. Nella natura sembra tutto molto spontaneo e graduale e naturale. Noi siamo diversi dalle piante e dagli animali. Noi siamo figli tuoi a cui ci hai dato un libero arbitrio e dobbiamo imparare, Signore, che abbiamo bisogno di prendere la decisione di crescere spiritualmente. Aiutaci, Signore, a essere persone che fanno la tua volontà, in ciò che hanno imparato, in ciò che hanno ricevuto, in ciò che hanno visto, in ciò che hanno udito. Perché sappiamo, Signore, che questo è il tuo desiderio, che molta gente possa vedere in noi piccoli Cristo e possano sentire in noi il profumo di Cristo, non solo per quello che diciamo, ma per quello che facciamo e viviamo. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Alziamoci in piedi, dedichiamo al Signore un po' delle nostre offerte, le nostre decime, le nostre vite, mentre cantiamo questa canzone.
noi ti ringraziamo, Padre, per la tua bontà, per la tua misericordia. Signore, ti ringraziamo, Signore, per le offerte, Signore, le decimi, Signore, sono state consegnate, Signore, davanti al tuo altare. Venga tu, Signore, benedire, Signore, ogni famiglia, Signore, la nostra Chiesa, con la crescita, Signore, del tuo nome qua in Veneto, Signore, in Italia. Grazie di tutto ciò e che noi chiediamo in nome di Gesù. Amen. Se vi accomodate solo un attimo, mi hanno comunicato che ci sono diversi annunci, facciamo gli annunci velocemente. Ok, il 21, prenotazione entro il 20 con la libreria, perché il 21 i calendari devono partire l'ordine. Allora, se questo è un modo che tu usi per poter evangelizzare i tuoi amici, perché tutti i giorni possano leggere la parola di Dio, ci sono molte esperienze di persone che sono arrivate a conoscere il Signore Gesù Cristo attraverso il calendario. Io, per esempio, mia suocera ha conosciuto il Signore Gesù Cristo a 85 anni, dopo 5 anni di aver letto il calendario tutti i giorni, ok? Per tanti motivi non voleva accettare il Signore ed è stato bello, ok? È una sfida, è un modo di poter far arrivare la persona. Noi a Verona abbiamo una famiglia che loro ogni anno comprano 50 calendari da poter distribuire e già sono diverse le persone che hanno visitato la nostra assemblea attraverso questo ministero, perciò ricordatevi di questo. Gruppi di studio biblico, ok, riprenderanno le attività dal 13 settembre, perciò inizieranno nuovamente i gruppi. Se qualcuno non è in un gruppo di studio, ok, parlate con il pastore Sandro e sicuramente lui vi troverà un posto dove poter studiare la parola di Dio con un piccolo gruppo che è di grande benedizione. Ok, incontro di preghiera, ok, questo è il giovedì alle 20 a Treviso, però da domani, mi ha detto il pastore Caio che inizierà anche un tempo di preghiera alle 22, alle 21, alle 22 dovrebbe finire, ok? Ok, inizia lì alle 21 e si farà via Zoom, ok? Ormai facciamo di tutto in Zoom, ok? È bello anche se ti invitano a cena via Zoom, non ne spendi niente, ok? Allora poi, comunque non perdete questa grande opportunità iniziando domani per la preghiera via Zoom, ok? Poi la leadership della Chiesa sta lavorando sul regolamento della Chiesa, informazione e suggerimento dovete farlo a Stefano Bucalov. C'è questa mattina Stefano? No, ok, però lo conoscono più o meno tutti. Domenica 13 settembre a Verona ci sarà il battesimo, se qualcuno ci vuole venire a visitare sarà anche una bellissima gioia di vedere la nostra piscina nella sala, perciò pregate anche per questo evento. L'assemblea ordinaria si farà il giorno 20 settembre, calcolate di essere presente, così potete essere informati dell'andazzo della nostra assemblea e tutto quello che si sta facendo e tutto quello che si augura anche di fare. Se tu sei un membro della Chiesa Agape, ok, questa è l'opportunità, è il giorno 20. Oggi il pastore Caio è a Verona, ok? Il pastore Sandro sarà a Belluno e Conegliano, il pastore Mario è qui, ok? E questo pomeriggio sarò a Padova, perciò grazie per le vostre preghiere, no? Perché i chilometri che si fanno sono tanti e Dio veramente la sua protezione è sempre presente e ringraziamo il Signore per questo, ok? Non ci sono altri annunci, ok? Mi hanno avvertito che c'è una famiglia che parte per il Brasile il prossimo sabato, giusto? Sono Edgar e Leila, giusto? Venite qui davanti così possiamo pregare per voi. Carissimi, allora, quanto tempo siete stati in Italia? 3 anni. Ok, adesso si ritorna in patria. Ok? Pregheremo che Dio vi possa benedire. Mi auguro che la vostra esperienza in Italia sia stata positiva. Ok? E preghiamo che Dio vi possa aprire le porte che Lui ha preparato per voi. Va bene? Preghiamo, ci possiamo alzare in piedi?
Signore, questo è un momento speciale per Edgar, per Leila, dopo 3 anni di essere stati qui. Signore, loro hanno deciso di tornare in Brasile, tu sai le motivazioni, tu sai, Signore, cosa hanno affrontato. E allo stesso tempo, Signore, sappiamo che tu hai tante cose preparate per loro, perché la tua volontà è buona, è accettevole, è perfetta. E noi ti chiediamo, Signore, che tu possa appianare la loro strada, che possano trovare gioia in quello che faranno, che tu possa anche provvedere per loro secondo il loro bisogno, ma soprattutto che loro possano essere sale e luce lì dove tu li metterai. Ti chiediamo che anche per il viaggio, Signore, che possa andare tutto bene e che tu possa, Signore, veramente benedire le loro vite. Grazie per averceli dato per un periodo qui. E ti chiediamo, Signore, che loro se ne vadano di qui, ma che non si dimentichino di pregare per questa nazione che ha tanto bisogno di te. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Che Dio vi benedica, cari. Non andate via senza salutarli. E che cosa vi posso dire se no? Tutto quello che avete imparato, ricevuto, udito e visto, fatelo. Buona settimana a tutti, che Dio vi benedica.